alla prima ondata ma pari ricoveri in terapia intensiva. Il bilancio dell'ULSS 3, la pressione sugli ospedali dicono è ancora gestibile. Firmata la nuova ordinanza regionale, domani aperte tutte le medie e grandi attività commerciali, confermate invece lo stop del sabato per i negozi nei centri commerciali, tutto chiuso la domenica. Dopo il danneggiamento della statua della Madonna Marghera, tutto il vicariato si ritroverà l'8 dicembre per condividere un momento di preghiera come richiesto dal patriarca. Ci sarebbero motivi di gelosia alla base dell'aggressione a Quarto d'Altino. Una 43enne ha minacciato con un coltello la nuova fidanzata dell'ex compagno. La scelta dell'Hotel Londra, 2 passi da San Marco, che pur essendo chiuso corrisponde ai 50 dipendenti in cassa integrazione, stipendio e 13ª. Un veneziano denunciato dai carabinieri di Vittorio Veneto per aver rubato dei gioielli dall'abitazione di una coppia che l'aveva chiamato per la manutenzione della caldaia. In campo San Canciano a Venezia batte ancora forte il cuore di un mestiere d'altri tempi. L'arrotino Daniela Varisoni da 10 anni ha voluto prendere in mano il piccolo negozio aperto dal bisnonno. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, lo avete sentito, forte diffusione del virus rispetto alla prima ondata pandemica, ma pari ricoveri in terapie intensive. L'ULSS 3 Serenissima traccia il quadro della situazione contagi. In 20 giorni registrati il doppio dei guariti rispetto a quelli registrati nei primi 8 mesi di pandemia. Dato altalenante dei positivi e stabilizzazione del numero dei ricoveri, fotografia che riassume gli ultimi giorni e che non rende merito ai numeri sulla diffusione del virus ancora importanti. Attualmente nel territorio di competenza dell'ULSS 3 si contano 7.540 persone positive, ben più di quelle individuate nella prima fase pandemica. Di queste 362 sono ricoverate, 41 in terapia intensiva, 9.479 sono le persone in isolamento. Si sono stabilizzati da alcuni giorni perché da ottobre agli inizi di novembre abbiamo avuto via via un aumento di ricoveri. Solamente in questi 3-4 giorni stiamo notando una stabilità nei nuovi ingressi in ospedale. Il tutto rientra in un quadro che da inizio pandemia ha fatto registrare nella provincia di Venezia 19.809 casi. Il dato che salta all'occhio e che fa ben sperare è il progressivo aumento percentuale dei guariti. 20 giorni fa il totale delle persone contagiate e guarite era fermo a 2.811, mentre oggi è arrivato a 6.939 e quindi in 20 giorni, ha continuato il direttore Dal Ben, abbiamo registrato il doppio dei guariti registrati nei primi 8 mesi di pandemia. La situazione delle terapie intensive rispetto alla prima fase è un po' diversa, nel senso che avevamo molto più impegno delle terapie intensive nella prima fase. Noi nel nostro territorio siamo arrivati ad oltre 50 casi presenti nelle terapie intensive come punta massima a metà marzo. Attualmente siamo attorno ai 40 casi, alle 40 presenze nelle terapie intensive, quindi una presenza inferiore. Ma i posti in terapia intensiva attualmente non preoccupano, ha specificato il direttore. 20 sono ancora liberi, possono essere portati a 112 nel caso di necessità. Infine un focus sulla situazione contagi nelle case di riposo, in cui si contano 246 ospiti positivi in strutture e 161 gli operatori. La panoramica dei contagi a scuola, con 110 alunni attualmente positivi a fronte di un totale di 601 contagiati da inizio anno scolastico, dove sono le scuole primarie ad essere state maggiormente interessate. Complessivamente i casi positivi dell'ULSS 4 sono attualmente 1050, il trend dei contagi inizia a diminuire, il numero delle persone ricoverate al Covid Hospital è importante, ma c'è ancora disponibilità di posti letti e nel frattempo continua la ricerca di personale al Covid Hospital di Jesolo. Questo è il quadro generale della pandemia nel territorio del Veneto orientale, che conta attualmente 1050 casi positivi. Sono complessivamente 114 le persone ricoverate, di cui 63 al Covid Hospital e 51 nelle strutture private Rizzola e Stella Marina. All'ospedale di Jesolo ci sono all'occorrenza un'altra trentina di posti letto disponibili.
È firmata dal presidente Zaia la nuova ordinanza che prevede la riapertura di tutte le attività commerciali sopra i 250 metri quadri, esclusi i centri commerciali. Domenica invece resta tutto chiuso. Avendo oggi noi introdotto questo principio unico a livello nazionale di un cliente ogni 20 abitanti e 20 metri quadrati, e quindi capite perché l'abbiamo introdotto qualche giorno fa, diciamo il sabato aprono tutti. Il presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza in vigore fino al 4 dicembre che predispone la riapertura domani delle strutture di vendita sopra i 250 metri quadri. Questo alla luce delle ultime misure che prevedono entrate contingentate nei negozi con l'esposizione di cartelli che indichino la capienza massima di clienti. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, allora abbiamo detto il sabato si apre e nei giorni festivi resta tutto chiuso. Sabato e domenica restano invece chiusi i centri commerciali come prevede il DPCM e a proposito di DPCM ieri c'è stato un incontro tra governatori e i ministri Boccia e Speranza sulle misure che saranno inserite nel prossimo decreto. È un DPCM che tocca tutta la fase dell'inverno, quella dura, sarebbe auspicabile visto e considerato che stavolta la rincorsa si è presa lunga che questo DPCM venga scritto assieme alle regioni. Dal governo la garanzia che nel caso si chiuda in montagna vi saranno i dovuti ristori e su questo fronte sono arrivate rassicurazioni anche per misure economiche a favore di quelle realtà penalizzate dalle ordinanze regionali. C'è un fondo di 250 milioni di euro dedicato a quelle pochissime regioni, io già dico che il budget di 250 milioni è fiacco. Durante l'incontro con il governo è stato toccato anche il tema della riapertura delle scuole che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe avvenire il 9 dicembre. Se è vero che il 9 a mio avviso è un errore perché è troppo a breve, perché apriamo per richiudere dopo 10 giorni a farla grande, invece fissiamo una data che sia plausibile, che può essere il 7 gennaio, il 20 gennaio, il 1 di febbraio. Tutto questo in un momento in cui i dati dell'epidemia dicono che potremo aver raggiunto il picco di questa seconda ondata, anche se, a detta di Zaia, continueremo anche nei prossimi mesi a fare i conti con il Covid. Io la vedo così, la vedo che noi avremo sta sinusoide che continuerà ad andare su e giù e ci accompagnerà fino almeno fino ad aprile. Ed ora invece una bella storia che arriva dall'hotel Londra in Riva degli Schiavoni. L'albergo è al momento chiuso, ma la proprietà ha deciso di corrispondere ai dipendenti in cassa integrazione la 13ª e lo stipendio. Grazie esprime non solo il titolo di un video, ma soprattutto i sentimenti di 50 famiglie che hanno voluto rispondere così alla scelta di una famiglia lombarda che, fin dagli anni 30, detiene la proprietà dell'Hotel Londra Palace in Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco a Venezia. La città è senza turisti, l'albergo in questo momento è chiuso, ma i titolari non si sono voluti dimenticare dei loro dipendenti rimasti senza lavoro proprio a poche settimane dal Natale. Da qui la decisione comunicata in una mail con una sorpresa. Questa email, appunto molto sentita e molto forte, annunciava a tutti che la retribuzione di novembre e dicembre e la 13ª sarebbero state totali, cioè la proprietà colma il gap che c'è tra la CIG e quello che mancherebbe per raggiungere appunto la loro mensilità normale e abituale. Dal novembre 2019 per il turismo veneziano è calato il buio. Già a novembre dell'anno scorso abbiamo dovuto chiudere per un mese perché 4 vetrate erano venute giù dopo appunto l'acqua alta e i fortissimi venti che avevamo avuto qui in bacino di San Marco, e appunto tra il 12 novembre ad adesso abbiamo subito 4 chiusure. Il direttore del Londra Palace, Alain Bullo, guarda con fiducia, nonostante tutto, al futuro. Abbiamo appunto la voglia, l'intenzione di aprire il prima possibile, speriamo di farlo già per le prossime feste di Natale, per l'ultimo dell'anno, e poi vedremo, perché ovviamente tutto ciò non dipende da noi. In questo momento ci siamo dati ovviamente molta forza per lavorare. Dopo il danneggiamento della statua della Madonna in piazzale Giovannacci a Marghera, tutto il vicariato si ritroverà martedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, per condividere un momento di preghiera come richiesto dal Patriarca. Non nasconde la propria amarezza e costernazione, oltre allo sconcerto suo e di tutta la diocesi, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nel commentare
quanto avvenuto l'altra notte in piazzale Giovannacci a Marghera. La statua della Vergine mutilata da un atto vandalico e sacrilego. Eravamo freschi della gioia della celebrazione della Madonna della Salute, la Madonna così cara ai veneziani, e ci ha raggiunto la notizia veramente triste di questo atto vandalico, forse determinato da ignoranza, speriamo non da malanimo, ma certamente un gesto che ha ferito la comunità cristiana, la quale risponde come? Con la preghiera. Il presunto responsabile del gesto sarebbe un palestinese di 31 anni, fermato in stato confusionale dalla polizia. L'episodio, che ha già mobilitato molti cittadini desiderosi di riparare quanto danneggiato, troverà anche la risposta della comunità cristiana. Come richiesto dal patriarca Francesco, martedì 8 dicembre, nella festa dell'Immacolata, nella chiesa di Sant'Antonio a Marghera, ci sarà un momento di preghiera molto intenso, come suggerito appunto dal patriarca. Con la preghiera, prima di tutto per riparare, perché è stata offesa un'effigie sacra e quindi è stato toccato il cuore della fede cristiana, la Madre del Signore. La comunità risponde anche riunendosi in preghiera. Ho chiesto questo al parroco con cui ho parlato, Don Floriano, Padre Floriano, proprio perché ci sia un momento di vicariato in cui tutti si radunano per il momento di riparazione nella preghiera. Intanto i residenti stanno già pensando a come riparare la statua, facendola tornare al suo posto più bella di prima. Siamo ora alla cronaca. Non era un incendio accidentale quello che il 10 giugno scorso devastò la carrozzeria Roggia sulla Postumi a Treviso, ma un inquietante attacco incendiario. La polizia chiude il cerchio delle indagini. Questa notte gli uomini della squadra mobile hanno arrestato il mandante e l'autore del terribile incendio alla carrozzeria Roggia sulla Postumi a Treviso. 3.000 euro è la somma pattuita tra i due per dare fuoco all'azienda. È giallo sul movente. Si cerca di appurare se vi siano altre persone, oltre quelle già arrestate, coinvolte a vario titolo. Questa notte sono state effettuate delle perquisizioni proprio per riscontrare elementi che verranno sottoposti all'analisi della Procura della Repubblica di Treviso. Era il 10 giugno quando l'esecutore materiale Jonathan Causin, 38 anni, si sarebbe introdotto nella concessionaria, sistemato gli inneschi e poi avrebbe dato fuoco. Un rogo che ha distrutto numerosi veicoli, un danno superiore ai 600.000 euro. Immediate le indagini della squadra mobile trevigiana. Attraverso le immagini della videosorveglianza della zona è stata notata un'auto a girarsi a fari spenti. Poi le indagini incrociate. Le attenzioni si sono soffermate sui cellulari agganciati in quel luogo, in quel momento. Il piromane è stato incastrato proprio dal segnale del telefono cellulare che aveva utilizzato quella notte. Aveva chiamato per dire che il lavoro era stato fatto. Gli investigatori hanno poi tracciato i movimenti del 38enne arrivando a Silea. Qui l'esecutore aveva abbandonato gli abiti e tutto il materiale utilizzato per innescare l'incendio, una tanica, alcol e rotoli di carta da cucina. Gli investigatori hanno analizzato il traffico del cellulare del piromane, arrivando quindi al mandante. Si tratterebbe di Bruno Tommasini, 72 anni, veneziano, conosciuto alle forze dell'ordine per legami con la Mala del Brenta. Quest'ultimo è stato portato in carcere a Treviso, l'esecutore invece si trova già in carcere a Venezia per reati contro il patrimonio. Il mandante non avrebbe voluto dire i motivi che lo hanno portato a far distruggere la concessionaria. Le indagini sono tuttora in corso, entrambi sono accusati di incendio doloso e danneggiamento. Ci sarebbero motivi di gelosia alla base dell'aggressione avvenuta ieri sera dopo le 22 nella zona di Quarto d'Altino. Una 43enne del posto ha minacciato con un coltello la nuova fidanzata dell'ex compagno, una 40enne che poi ha inseguito in auto la coppia che ha cercato di allontanarsi. La vittima delle minacce ha deciso di allertare i carabinieri che hanno inviato una pattuglia sul posto e verificato l'accaduto, constatando che all'origine dell'episodio ci sarebbero questioni sentimentali non ancora sopite. La donna dovrà ora rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo dell'arma bianca. Sia la coppia che l'indagata inoltre sono stati multati per aver violato l'obbligo del coprifuoco vigente a partire dalle 22. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. L'ex prefetto di Venezia, Carlo Boffi, è stato condannato per aver preannunciato alla cooperativa che aveva in gestione l'hub migranti un'ispezione per il giorno successivo. 20 giorni per rivelazione di segreto d'ufficio. È la pena a cui è stato condannato l'ex prefetto di Venezia Carlo Boffi, perché a marzo 2017 avrebbe inviato una mail alla cooperativa che al tempo gestiva i profughi di Cona, preannunciando la visita del giorno dopo dell'Agenzia ONU per i rifugiati. È stato invece assolto dall'accusa di aver raccontato il falso alla commissione parlamentare quando affermò che le visite al centro erano state fatte senza preavviso. Al processo, che inizierà a marzo 2021, dovrà rispondere di aver preannunciato più volte alla cooperativa gli imminenti controlli nell'hub veneziano. Il suo vice, Vito Cusumano, è stato invece rinviato a giudizio. Per lo stesso reato sono imputati anche Domenico Cuttaia, prefetto di Venezia dal 2012 al 2016, e il dirigente dell'area immigrazione all'epoca, Paola Spatuzza. Controlli della Guardia di Finanza lungo la statale Romea per contrastare il fenomeno dei trasporti abusivi in Italia. Oltre 100.000 euro di multe, 30 fermi amministrativi e sospensioni della carta di circolazione di mezzi commerciali. 4 lavoratori in nero, 1 irregolare. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza lungo la Romea in ambito di trasporti internazionali. Un'attività mirata a contrastare la concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori italiani e comunitari. Le violazioni hanno interessato soprattutto trasporti provenienti da Romania, Ucraina, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Il piano di controlli ha riguardato in particolare i furgoni commerciali con targa straniera di portata complessiva inferiore ai 6.000 kg. Il controllo di questi mezzi, per i quali non è previsto l'obbligo di possedere licenza comunitaria, ha fatto emergere un massiccio utilizzo da parte dei trasportatori stranieri per effettuare abusivamente trasporti in Italia a scapito delle imprese che versano regolarmente tasse e contributi per i propri dipendenti. Attività delle Fiamme Gialle anche a Mira e Campagna Lupia. Nel corso di controlli in 2 negozi gestiti da cittadini stranieri, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 200 prodotti tra borse da viaggio e trolley, per un valore commerciale di circa 4.500 euro senza etichettatura. Ed ora invece ci spostiamo a Musile di Piave con un'operazione dei Carabinieri che ha messo in luce il lavoro in nero in un'azienda di Pollame che è stata momentaneamente chiusa, il titolare denunciato. 6 su 11 erano lavoratori in nero senegalesi che prestavano servizio in un'azienda agricola di Musile di Piave nel Veneziano che opera nel settore dell'allevamento di pollame e galline ovaiole. Il titolare, un italiano, non li aveva neanche provvisti dei dispositivi anti-Covid e ora per le irregolarità di vario tipo, accertate dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia che hanno svolto il sopralluogo con il comando di San Donà e dei NAS di Treviso, dovrà versare 51.000 euro di sanzioni, oltre alla denuncia e al provvedimento di sospensione dell'attività. Tutto è partito da un controllo per il rispetto in materia di legislazione sociale, sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e sulla normativa anticontagio da Covid-19, in cui i militari hanno riscontrato l'impiego di manodopera in nero trovando i lavoratori su un camion intenti a caricare gabbie di galline pronte per la vendita. 2 di loro hanno persino tentato la fuga ma sono stati bloccati dall'elicottero dell'Arma a poche centinaia di metri. Ed un veneziano è stato denunciato dai carabinieri di Vittorio Veneto per aver rubato dei gioielli dall'abitazione di una coppia che lo aveva chiamato per la manutenzione della caldaia. Non avrebbero mai pensato che un intervento di manutenzione della loro caldaia sarebbe finito in quel modo. Marito e moglie avevano chiesto l'aiuto di tecnici per l'impianto di casa. Lo scorso 5 ottobre i 2 operai si sono presentati nell'abitazione di Vittorio Veneto della coppia, ma mentre uno dei 2 ha effettivamente svolto il lavoro richiesto, l'altro ha pensato bene di approfittare di un attimo di distrazione dei padroni di casa per rubare loro gioielli. Successivamente, una volta terminato l'intervento, i proprietari si sono accorti della mancanza di un scrigno con dei monili in oro che erano di loro proprietà, per cui è scattata la denuncia. Le successive indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto hanno permesso di denunciare il responsabile del furto, un 27enne veneziano, mentre è stato accertato che il collega intervenuto con lui nell'abitazione quel giorno era completamente estraneo ai fatti.
Grazie al supporto dei carabinieri della stazione di San Donà di Piave sono stati recuperati i monili in oro che l'autore del furto aveva ceduto ad un Combro Oro, spacciandoseli come oggetti di sua proprietà. E dai carabinieri arriva un appello ai cittadini. Prestare la massima attenzione quando si ricevono soggetti estranei nelle proprie abitazioni. Avere sempre la massima vigilanza e non lasciarli mai da soli all'interno dell'abitazione. E cambiamo argomento. In campo San Canciano a Venezia batte forte ancora il cuore di un mestiere d'altri tempi, l'arrotino. Daniela Barisoni da 10 anni ha voluto prendere in mano il piccolo negozio aperto dal bisnonno. Ci sono ancora mestieri antichi e grandi tradizioni a Venezia tra Carli e Campielli. Lei è l'ultimo arrotino, insieme al padre, rimasto in città. Si chiama Daniela Barisoni e da 10 anni ha deciso di scendere in campo per non far spegnere l'attività di famiglia, fondata dal bisnonno e poi dal nonno Luigi Lena in campo San Canciano. Ho voluto fortemente portare avanti le attività perché appunto essendo un pezzo di storia di Venezia, perché io avevo un altro lavoro, però ho preferito mantenere ancora il cuore del nonno, il bisnonno. Ho mio padre ancora che è l'unico rimasto appunto a filare e io ho preso in mano tutta la parte moderna. Un esempio positivo di mestieri tramandati da più generazioni. L'attività è nata nel 1850 dal bisnonno, portata avanti appunto poi dal nonno Luigi e poi mio padre successivamente. Rimasti come ultimi arrotini per Venezia, la lavorazione abbiamo ancora la mola tradizionale ad acqua e poi vengono rifiniti per logica tutti a mano con la pietra. E proprio in omaggio alla sua città è nato un nuovo coltello da collezione. Il coltello è questo, in questo caso appunto è con osso di bufalo. Il progetto nasce appunto nel 2014, dovevo partecipare a un concorso per Venezia e dovevo racchiudere in un unico oggetto più simbolismo, perciò ferro della gondola. Perché il concetto del ferro della gondola? Allora, Venezia è suddivisa in 6 quartieri, perciò corrispondono alle 6 tacche del coltello. In più c'è il ponte di Rialto, il cappello del Doge e la forma della lama è il canal grande. Questa parte qui può essere anche utilizzata come squamatore sul pesce. Pezzo unico. E da Venezia è davvero tutto, a me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe parte del centro-sud, ma il nostro territorio rimarrà ai margini di questa bassa pressione e dunque il tempo si manterrà stabile. Nel dettaglio sul Veneto, nella giornata di sabato 28 novembre avremo foschie o locali nebbie sulle zone pianeggianti, spesso saranno anche fitte e persistenti, ma non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate. In montagna il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra meno 3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà a tratti coperto in pianura, mentre sui rilievi sarà decisamente più sereno e limpido. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Temperature minime intorno a meno 1 o meno 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.